campionato è una partita un po' diversa rispetto alla Coppa. Sì, sicuramente sarà una gara diversa, però vincere non fa mai male, quindi abbiamo archiviato la partita di Coppa, dove abbiamo superato il turno, adesso affrontiamo domani questa gara, sono primi in classifica, siamo lì, siamo vicini, non siamo lontanissimi, quindi è normale che sia una partita importante, che rispettiamo, però andremo a giocarcela con le nostre, ripeto, qualità e caratteristiche che abbiamo. Sarà un Bassano un po' diverso, un Bassano più agguerrito, ma lo sarà anche il Padova. Sì, penso proprio di sì, nel senso che giocheranno probabilmente altri giocatori, qualcuno magari in Coppa ha giocato, altri no, quindi sarà un altro tipo di partita, è inutile stare. È una partita di campionato, non è che l'altra sia stata presa sotto gamba, però è normale che in campionato magari si riesca a dare, a fare qualcosa in più di solito. Ecco, insomma, buone notizie sul fronte di Neto, nel senso che è un'infiammazione anche se comunque domani non ci sarà. Favalli e Altinier come stanno? Allora, su Neto sì, la buona notizia è che non dovrebbe essere niente di serio, la cattiva è che non è disponibile, quindi questa non ci voleva. Altinier sta bene, ieri non l'abbiamo fatto allenare in via precauzionale perché aveva qualche linea di febbre, però stamattina si è allenato regolarmente, mentre Favalli anche lui non sarà convocato. Come prosegue il campionato del Padova? Come si sente a questo punto, insomma, a livello anche di gioco, di come si sente capito dai ragazzi, diciamo così? La squadra ha sempre cercato di crescere con il lavoro, durante la settimana è normale che più passa il tempo e più riesce ad assimilare i vari concetti che cerchiamo di trasmettere. Secondo me questo gruppo, soprattutto quando saremo finalmente al completo, ha grossi ancora margini di miglioramento. È chiaro che dobbiamo sempre tenere alta la concentrazione e l'atteggiamento che dobbiamo portare di gara in gara, poi ripeto il risultato magari può essere una conseguenza, però l'atteggiamento è importante e ripeto abbiamo ancora ampi margini di miglioramento nel senso della gestione della partita, nel sbagliare un po' meno, però i segnali secondo me erano e sono positivi. Anche perché si inizia questo ciclo di partite difficili con le squadre che hanno insomma sulla carta ma anche insomma dimostrato fino a questo momento di essere le squadre più in gamba di questa Lega Pro. Sì, ma siamo lì anche noi, quindi rispettiamo tutti, affrontiamo partita in partita, però non è che siamo a 10 punti o cose di questo tipo. Il campionato fino a questo momento ha espresso che i valori sono molto vicini, 2-3 punti, c'è poca differenza, un rigore sbagliato ti poteva dare una situazione diversa, quindi credo che in questo momento ci sia molto equilibrio e i dettagli particolari possano fare la differenza. Possiamo mettere fantacci con caratteristiche diverse, insomma soluzioni ne abbiamo, quindi spiace per Alessandro, però chi ha giocato altre volte al suo posto ha sempre dimostrato il valore, quindi sotto questo aspetto siamo tranquilli. Ci sono 2 o 3 alternative e adesso le valuteremo. Oscar, questa trasferta, a parte quella di Gubbio che avete vinto, potrebbe essere diciamo la definitiva conferma che siete tra virgolette guariti, cioè nel senso vincere a Bassano potrebbe dare anche una spinta ulteriore, no, a questa squadra dopo quello che ha fatto nelle ultime 3 settimane. Sì, sicuramente sì, però non è che poi parleremo poi della settimana dopo che dovremo vincere anche quella. Cioè noi cerchiamo sempre di fare il massimo nella gara che andiamo ad affrontare. Normale che ogni partita è una storia a sé, e se riusciamo a dare continuità nei risultati è una cosa comunque che alla lunga paga, però io vorrei vincerle tutte. Quali sono le caratteristiche del Bassano che potrebbero mettere più in difficoltà il Padova secondo quello che hai visto fino a questo momento? Bassano è una squadra organizzata, è una squadra che comunque è un po' di anni che è al vertice, è una squadra con determinate caratteristiche, molto brava quando lavorano su spazi aperti, soprattutto nelle ripartenze veloci, hanno giocatori con grande dinamismo sotto quell'aspetto.
e quindi dobbiamo essere bravi nella gestione soprattutto della palla e nella gestione della partita e dei particolari su cui abbiamo lavorato in queste settimane. Ti li aspetti col 4-4-2 o col 4-3-1-2 come hanno fatto ultimamente? Ma sono due soluzioni che hanno usato nell'arco del campionato e al di là di come giocheranno più che altro contano le caratteristiche. Si mettono tre quarti, avranno più densità dentro con gli esterni, cercando di sviluppare sugli esterni, insomma, possono utilizzare tutte e due le situazioni, però il modulo è una conseguenza poi delle caratteristiche dei giocatori che hai, secondo me. È una partita che si gioca secondo te soprattutto sulla lotta fra il miglior attacco e la miglior difesa? È una partita che secondo me va giocata non solo tra attacco e difesa, ma è una partita dove i duelli individuali saranno importanti e determinanti alla fine del risultato. Poi noi siamo in questo momento una squadra che ha subito pochi gol, loro ne hanno fatti molti ma ne hanno subiti. Sicuramente le caratteristiche e i duelli individuali conteranno molto. A proposito di duelli individuali, avete studiato qualche contromisura speciale per Minesso che può essere uomo chiave, marcatura uomo o cose simili? No, marcatura uomo no. Sì,